È già molto noto che il vescovo austriaco, proprio un vescovo austriaco a Roma, si chiamava Luigi Hudal, che era direttore della Chiesa Nazionale Tedesca a Roma, la Santa Maria dell'Anima a Roma. Lui era un convinto nazionalsocialista, un nazista convinto, no? E anche vescovo cattolico. E dopo la guerra aiutava tantissimi di questi criminali di guerra in Italia a scappare. Lui ha firmato delle lettere di raccomandazione alla Croce Rossa Internazionale, con sede a Roma, Genova, chiedendo un titolo di viaggio a Paul Stangl, per esempio, Franz Stangl, comandante di Treblinka e così via. Ma Hudal aveva anche una rete di contatti in Italia, soprattutto nella diocesi di Trento e nella diocesi di Bressanone. Il suo allievo di Hudal era Alois Pompanin, che era la mano di destra del vescovo di Bressanone Geisler. E Pompanin ha avuto un ruolo importante a aiutare questi criminali di guerra a fuggire, soprattutto alloggiare, trovare un alloggio in un monastero. Il parroco di Vipiteno, Johann Coradina, aiutava anche Eichmann. Also nelle memorie di Eichmann trovi sempre il Corradini. Nelle memorie di Pripke puoi leggere il ruolo di Franz Bobica, che era un padre francescano, anche un insegnante presso il liceo francescano a Bolzano. E Bobica ha organizzato i nuovi documenti per Pripke, per esempio. Also Pripke si è nascosto a Vipiteno grazie all'aiuto di Corradini e Bobica, il padre francescano a Bolzano, ha organizzato i titoli di viaggi per Pripke con la nuova identità di 8 pape e così via. Allora nella diocesi di Trento, ma anche di Bressanone, c'è una certa responsabilità di una minoranza del clero, devo dire, perché la stragrande maggioranza del clero nella diocesi di Trento, ma anche di Bressanone, ha optato per l'Italia. Erano i cosiddetti Tableiber, optanti per l'Italia, e loro erano antinazisti, ma una certa minoranza intorno al vescovo di Bressanone soprattutto avevano simpatie per il nazionalsocialismo e hanno avuto un ruolo importante e cruciale in questo ambito di fuga dopo la guerra, dopo la seconda guerra mondiale. No, è interessante perché per esempio in Austria e in Germania non trovi delle lettere di raccomandazione alla Croce Rossa Internazionale, perché il clero italiano aveva un altro ruolo, un'altra posizione. Qui non hanno sofferto così tanto, Bellunesi è un'altra cosa, però in generale sotto il fascismo, con i patti laterani, ma anche sotto il nazismo era un periodo breve, no? Ma la Chiesa in Austria e in Germania ha sofferto molto, c'è una certa tendenza antinazista anche dopo la guerra, ma poi in Italia il grande pericolo, tra virgolette, dal punto di vista della Chiesa, paura del comunismo. In spesso in queste lettere di raccomandazione puoi leggere: lui lo conosco, è un buon cattolico, è fervente, è convinto anticomunista. Era noto e quando noi abbiamo visto che Eichmann ci hanno dato una carta d'identità da Termeno per Eichmann, anche per Mengele e per altri, abbiamo subito capito che non può essere un puro caso, perché lì l'amministrazione, il sindaco, il segretario erano molto pro-nazista, senza dubbio, no? E uno di loro, nell'ambito del comune, ha procurato a queste persone questi nuovi documenti, le nuove documenti di identità. È interessante che tutte le richieste per un documento di identità, una carta di identità, sono stati conservati e sono ancora conservati presso l'archivio del comune di Termeno. Manca solo un anno
manca l'anno 1948, l'anno in cui Eichmann è stato rilasciato un documento di identità per Eichmann e Mengele e altri dal comune di Termino. Allora è impossibile oggigiorno verificare chi ha firmato questi documenti, chi l'ha fatto, non si sa. No? La chiesa, cioè la provincia di Bolzano allora era suddivisa sulle due diocesi di Trento e di Bressanone, e la diocesi di Bressanone riguardava soltanto la parte più piccola del territorio, però siccome il vescovo di Bressanone e il suo vicario generale erano di lingua tedesca, praticamente la popolazione di lingua tedesca di tutta la provincia dell'odierna provincia di Bolzano considerava fino a un certo punto, il vescovo di Bressanone il loro vescovo, anche se ovviamente nella diocesi di Trento ci fu il vicario generale Kögel, che fu antinazista, mentre dopo Endricci che muore nel 40, no? Dopo Endricci, che ha avuto una posizione diciamo contro le opzioni, contro l'immigrazione, ma dopo il nuovo vescovo era più politicamente allineato, e la chiesa di lingua tedesca era lacerata all'interno e divisa sin dal momento delle opzioni, perché al momento delle opzioni, se la popolazione di lingua tedesca opta per circa l'86% per la cittadinanza germanica e con ciò per l'immigrazione, viceversa il clero di lingua tedesca opta nelle due diocesi ugualmente circa con l'85% per restare in patria, cioè proprio l'esito contrario della popolazione. Quindi la stragrande maggioranza dei preti, dei sacerdoti di lingua tedesca, già nel 39-40, quando ci fu la propaganda per le opzioni per restare o emigrare, erano dei convinti Dableiber e in gran parte anche antinazisti. E conosciamo diversi casi che preti hanno un ruolo importante nella decisione di soldati, per esempio di non arruolarsi, in ogni caso non arruolarsi nelle SS, caso mai soltanto nella Wehrmacht, ma mai nelle SS, che erano di per sé, possiamo dire, il corpo militare ideologico per antonomasia anticristiano, pagano. E poi parecchi preti sono coinvolti con il loro, oltre al consiglio personale, anche come appoggio logistico a obiettori di coscienza e a disertori che hanno in alcuni paesi. Allora questo territorio è stato di fatto annesso, è stato occupato nell'ambito del cosiddetto Alpenvorland, zone Alpenvorland in tedesco, zona di operazione Prealpi. E in questa zona di operazione Prealpi i sudtirolesi, quelli di lingua tedesca, avevano un ruolo molto importante, soprattutto per il controllo della regione. In Sud Tirolo la grande maggioranza della popolazione era di lingua tedesca, era filo-tedesca, senz'altro, non tutti filo-nazisti, ma sicuramente filo-tedesca la popolazione in Sud Tirolo. E lì non c'era bisogno, non avevano bisogno di un forte sistema di occupazione, di controllo di forze armate, di polizia tedesco, perché la popolazione era molto pro-tedesca, non c'erano dei partigiani, o quasi non c'erano dei partigiani di lingua tedesca in Sud Tirolo. La situazione in Trentina era un po' diversa, ma lì c'era una forte tradizione, una certa tradizione con simpatie verso l'Austria, verso la monarchia austro-ungarica, una certa identità regionale trentina, e questo sentimento è stato sfruttato dalle forze di occupazione, dai nazisti, a creare delle corpi di sicurezza
con trentini, con la popolazione locale, per esempio il Corpo di Sicurezza Trentino. In Bellunese ancora una situazione totalmente diversa, in Belluno non esistevano questi sentimenti verso la Germania, verso l'Austria, e lì il movimento partigiano era molto forte. Diciamo, l'unica zona con una forte presenza di partigiani nell'ambito dell'Alpenvorland era in Belluno, nella provincia di Belluno. Allora, lì i tedeschi chiaramente dovevano investire più forze di polizia, di Gestapo, SS, ma anche unità di polizia locale. Anche il Corpo di Sicurezza Trentino è stato attivo nella provincia di Belluno, e i sudtirolesi spesso sono stati chiamati a fare traduttori, ma anche medio livello del comando. farà un altro Gianni, veramente sarei Gian Nicola, ma tutti mi chiamano Gianni. Sono nato a Feltre il 26 dicembre del 1927.
Quindi nel 1944, quando mi ero arrestato, avevo ancora 16 anni. Sono venuto a prendermi a casa perché a Rastellato Feltre avevano circondato Feltre, tutti i tedeschi erano circa 5.000 e hanno pulito tutte le case di quelli che erano sospettati di essere antifascisti o di essere partigiani o di essere tappete partigiane. Era il 3 ottobre del 1944. Lei è stato arrestato per caso, insomma, non per un motivo politico? Ecco, allora lui che sapeva cosa facevo, perché era un meccanismo così. Il direttore del collegio era era un antifascista sfegatato, era amico dei partigiani e lui mandava tutti i suoi bigliettini al parroco di Aune, che poi è stato il paese che è stato incendiato, mandava tutti i bigliettini tramite noi, allora li metteva dentro nella sella, toglieva la sella, metteva dentro i bigliettini sulla sella e noi facevamo da staffetta partigiana e lui lo sapeva. E quando sono arrivato in campo di centro di Bolzano, che mi hanno detto per cosa ero là, mi hanno detto guardi che tu sei stato arrestato perché eri una staffetta partigiana, eccolo qua. Dalla primavera del 45 ogni giorno arrivavano i carri armati nella piazza di Trichiana e facevano rastrellamenti e bruciavano di qua e impiccavano di là. Gli ultimi che sono stati impiccati al Bosco delle Castagne, mi pare ancora di vederli che passavano e mi pare ancora di vedere il cugino della Tea, questo qui era scappato perché era di leva, non voleva andare qui ed era venuto qua e qui si è trovato fra i partigiani, però è impiccato al Bosco, te l'ha detto? Era suo cugino carnale ed è impiccato su al Bosco delle Castagne. Ancora mi pare di vederlo, era il più alto di tutti nel camion che è passato di là, 4 giorni dopo era impiccato al Bosco delle Castagne. Insieme a lui l'avevamo battezzato il Francesi, perché nessuno sapeva chi era. A me mi avevano dato la fotografia per fargli fare la carta d'identità fasulla, c'era qualche ufficio qui a Belluno, perché qui Belluno nella clandestinità era tutto pieno di case dove tu sapevi tutto, dove era il comando partigiano. Ero partita da Trichiana con la sentenza di una condanna a morte che avevano fatto nelle montagne di Trichiana perché avevano arrestato l'ispettore didattico di Mel che arruolava i giovani nella Wehrmacht, perché qui quella c'era che comandavano, e allora i partigiani bellunesi, i partigiani delle montagne di Trichiana, avevano fatto la sentenza, hanno redatto la sentenza, mi hanno mandato una staffetta a casa mia e mi hanno detto, un ragazzo, mi hanno detto vai al comando superiore di zona, di cui tu fai parte, manda qualcuno a dare l'ok, non l'ok, dico oggi l'ok, dare il sì della fucilazione, noi non lo fuciliamo fino a che non ci danno. E mi sono messa ho pensato un momento, oddio, chi mando delle staffette in giro con questa cosa? E allora ho detto, no, vado io. Mi sono messa addosso la sentenza e sono passata perché dovevo arrivare a Belluno e andare a casa della Rosana Vedana, quella che poi ho sposato con Leselli, perché era lei che era un po' a capo di tutto qui, sapeva sempre dove erano i comandi superiori dei partigiani. Dice, guarda che non sono qui a Belluno, il comando zona non è qui, è a Plois dal Pago, però io non so dov'è. Tu devi andare dal parroco di Pieve del Pago, che era stato bruciato totalmente il paese di Pieve del Pago. Nell'estate del 44 c'era soltanto il parroco, devi andare là, il parroco ti dice dov'è il comando zona, poteva essere là, poteva essere magari anche nella Bordino, non si sapeva mica dov'era, lo sapeva solo lei, perché c'era una tale clandestinità nelle azioni. E prendo la bicicletta e vado fino a Pieve del Pago, il paese è tutto bruciato. Arrivo dentro, era il 5 gennaio del 45, c'era la neve dappertutto, non te dico il freddo,
poi non ero neanche tanto coperta come potevamo essere coperti a quel tempo. Arrivo dentro, busso, do il parola d'ordine al parroco, morte al fascismo, allora dentro la libertà ai popoli, mi apre la porta, mi vede in quelle incursioni, vieni dentro che ti do un po' di grappa. Allora mi dice guarda, devi fare ancora 2 chilometri. Allora adesso esci da qua, perché ormai erano già le 8 di sera e 6, 7, comunque era buio. Adesso tu vai sul pianino, probabilmente non potrai andare in bicicletta perché c'è la neve non è stata spazzata. Arrivo dentro in quelle condizioni, tu puoi immaginare, no? Tra l'altro c'era anche, e però come faccio a ritornare a Trichiana? Non c'erano mica i telefonini. Mia madre, che non mi ha visto fino alla mattina dopo, non sapeva che fine avevo fatto. Quindi bisogna tener conto anche dei dolori della famiglia, no? Perché tutto questo l'abbiamo passato, l'abbiamo vissuto, l'hanno vissuto le nostre famiglie. Adesso è come se non fosse successo niente, ti rendi conto? Mia madre, come facevo ad avvertirla? Dove c'erano i telefoni? Non avevamo mica niente. Il problema è stato quando hanno cominciato l'eccidio di Feltre. Ma c'erano stati dei movimenti di partigiani comunque in quei mesi per cui i tedeschi si erano irritati? Un movimento sotterraneo cominciato dal colonnello Zancanaro. Questo a Feltre, diciamo. Questo a Feltre. A Fonzarro non c'era niente, c'era solo una caserma di carabinieri che li hanno tirati e hanno messo la gendarmeria. Noi non siamo neanche accorti di niente. E quel movimento sotterraneo, cominciato da Zancanaro e anche da alcuni del clero, bisogna dire la verità, tutto in pace, ma loro attraverso spie, attraverso Bolzanella, Lusa e altro gruppo di Feltre, hanno ucciso quella notte Zancanaro, il colonnello, il figlio, altri 2 o 3 feltrini, hanno iniziato, come si dice, velleità contro la popolazione piano piano. Le prime azioni partigiane sono state fatte, per esempio la metallurgica, quando ha fatto saltare i tubi della centrale elettrica di Pedesalto a Fonzaso, quando hanno fatto, io non ero partigiano, quando hanno fatto saltare a Cismon, una galleria del Tombion, mi sembra. È stato Bruno che ha partecipato a quell'azione. E questi in che mesi siamo? Che periodo è questo? In quali mesi? Questo sarebbe stato il mese di giugno. Del 44. 44. E allora si è cominciato anche fra giovani, tra i foglietti che mandavano alla scuola, e cominciavano i foglietti scritti sul comunismo, sulla democrazia, su altre cose, e piano piano leggo, mi interessava leggere, sono sempre stato appassionato alla lettura. E avevo un amico a Fonzaso, che si chiamava Balestra, che adesso ancora vive, ingegnere a Padova, credo, e parlando, abbiamo fatto un po' di entusiasmo. E avevo un altro amico che si chiamava, adesso è morto in Argentina, Sebben Angelo, chiamato Beppi, e abbiamo deciso, siamo fuggiti da casa. Io ho lasciato un biglietto a mia mamma e di notte siamo partiti accompagnati da un partigiano che ci ha portato lui a Pietro. Siamo partiti di notte e siamo andati per la più ripida, si chiama Gallina, il sentiero che va sul Monte Avena, e appena arrivati ci hanno messo di guardia verso la strada, la mulattiera che veniva dalla Val Canfoi. Oh, stanchi come eravamo, Certo. hanno messo là di notte a fare la guardia, scusa, su 17 anni,
E quindi come nasce questa cosa del Tesino? Ti ricordi chi? Da quanto io so è stato ventilato dal Corpo Volontaria Libertà di Roma. Da quanto hanno raccontato dopo, non sapevo. Cioè di andare verso il Trentino. Però quando ero là sono venuti 2 ufficiali degli Alpini. Da dove? Da Castel Tesino, che erano amici e colleghi di Dorino dei Fum, certo. Era sottotenente degli Alpini. E hanno dormito una notte là nella nostra tenda. E il giorno dopo Bruno ha fatto un gruppo un po' di più, di 29, e i tenenti là sono tornati il giorno prima, dopo 2 o 3 giorni siamo venuti. Con noi c'era del Castel Tesino Renata e Menefrego, erano i 2 con noi di Castel Tesino, e gli altri erano tutti quasi tutti bellunesi, diciamo, che so io. Ti ricordi se si parlava che in precedenza c'erano stati altri tentativi di andare in Trentino? Prima degli Erlenda? Noi non sapevamo niente, no. L'ho saputo dopo. Qui arrivate in Tesino, cioè subito a Costa Brunella? A Costa Brunella, da Costa Brunella il giorno dopo, ero diciamo quasi un bambino, senza armi, senza niente, con pantaloncini corti, allora mi hanno mandato a Castel Tesino, in centro del paese, a trovare i tenenti là, non mi ricordo più il nome, a dire che eravamo arrivati, che loro non sapevano che già eravamo qua. Senti, questo è in agosto, quindi? In agosto questo del Questo in agosto. Ecco, tu hai partecipato poi all'azione diciamo più famosa, anche all'assalto alla caserma? Sì, sono resi subito. E siamo entrati in caserma, ancora tutti in mutande, in canottiera, abbiamo presi dormendo e abbiamo disarmati quello che avevano da mangiare. Abbiamo preso, le coperte le abbiamo preso, non avevamo niente, munizioni le avevamo prese e la metà sono stati portati con una corriera, che era la corriera che faceva Castel Tesino, Borgo, non so cosa sia, metà sono stati caricati in sta corriera e siamo andati verso il Broccon e la metà a piedi, con altri accompagnati dei partigiani, logico, verso il Broccon. A metà strada, prima del passo Broccon, siamo fermati e riuniti, abbiamo scaricato viveri e armi dalla corriera e Fumo ha detto: chi vuole rimanere con noi? Sembra che 1 o 2 è rimasto con noi e gli altri li ha liberati. Non abbiamo toccato un cappello a nessuno, niente, proprio niente. E la guerra non si può fare così, che se loro ci prendevano eravamo tutti morti, prima di tutto. Ma Fumo era molto umanista, molto, diciamo, è anche ingenuo da questa parte. Quando si fa una guerra, ho imparato dopo però, non adesso, o si fa o non si fa. E è costata la vita a lui. Perché poi dopo... Il giorno dopo, non dopo, il giorno dopo. E il maresciallo comandante è venuto, l'ha portato con noi e Fumo lo ha liberato anche lui e l'ha portato sopra il lago di Costa Brunella, tirato le scarpe, i calzetti, vai dove vuoi. E il maresciallo se n'è andato. Nello stesso tempo, il giorno dopo, che è stato la sera, la mattina sono venuti in rastrellamento e noi abbiamo messo diverse posizioni. Io ero vicino con Renata con un mitragliatore alla parte destra della teleferica. Io, mio fratello e altri 2 con un mitragliatore e altri 2 o 3 postazioni per far fronte ai tedeschi che venivano su. Se venivano su, se il tempo fosse rimasto così, eravamo forse tutti morti.
perché noi avevamo munizioni fino a un'ora, diciamo, di combattimento. Ma però venendo su ne avevamo fatto fuori un buon po' di loro. Ci avrebbero sopraffatto, certo perché non aveva più munizioni, ma è venuta una nebbia, ma è calata in un istante, come diciamo un colpo, ma una nebbia da un metro all'altro non si vedeva niente. Fummo andato in giù per mandare a ritirare, invece di mandare qualcuno, è andato lui stesso e là si è trovato di fronte ai militari tedeschi che venivano su e è stato ucciso. L'abbiamo trovato il giorno dopo, l'abbiamo trovato. Io ero molto attaccato a Fu, perché era del mio paese, era più vecchio, lo ammiravo, era alpino, sai, tutte queste cose, ho sofferto, ma ho sofferto molto quando è caduto, quando è morto, e dopo l'abbiamo sepolto là. Invece in quel periodo, diciamo nel Tesino o a Pietena, hai avuto qualche contatto? Hai visto dei preti, dei religiosi? Sì, ma solo qui, come si dice, a Costa Brunella. Sì? In che circostanza o circostanze? Non con noi, ma c'era un prete che veniva sempre, che veniva forse a parlare con Fumo. Cioè veniva vestito da prete? Sì, con la tonaca, sì, con la tonaca. E parlava con il vostro comandante? Sì, con me. Ma tu sai da dove veniva e chi era? A Casteltesino. Dopo ho saputo che era un sordo, mi sembra un sordo, e un altro che era il cognato di Pasqualini. Dopo ho saputo chi era. Allora, a quel tempo abbiamo fatto un'azione che ero il comandante della pattuglia. Ero il vice del comandante di compagnia Giacomin Dorino. Il mio comandante era Tormenta, uno di Lamont, mi ha mandato a prendere dei viveri a Immer. E quella pattuglia che abbiamo fatto di notte ci hanno fatto un'imboscata dove sono morti due dei miei comandanti, dei miei compagni. Io mi sono salvato, anche altri due sono salvati, ma ognuno per suo conto. Diciamo. Siamo ritrovati il giorno dopo, 2 giorni dopo, dove eravamo accampati.
sotto le guance d'aurora. Io spero che a narrarti riesca la mia vita all'età che tu hai ora. Coprifuoco, la truppa tedesca, la città dominava, siamo pronti. Chi non vuole chinare la testa, con noi prenda la strada dei monti. Avevamo 20 anni e oltre il ponte che in mano nemica, vedevamo l'altra riva, la vita, tutto il bene del mondo oltre il ponte, tutto il male avevamo di fronte, tutto il bene avevamo nel cuore. A 20 anni la vita è oltre il ponte, oltre il fuoco comincia l'amore. Ormai tutti hanno famiglia, hanno figli che non sanno la storia di ieri. Io son solo e passeggio fra i tigli, con te cara che allora non c'eri, e vorrei che coi nostri pensieri, quelle nostre speranze di allora, rivivessero in ciò che tu speri, oh ragazza color dell'aurora. Avevamo 20 anni e oltre il ponte che in mano nemica, vedevamo l'altra riva, la vita, tutto il bene del mondo oltre il ponte, tutto il male avevamo di fronte, tutto il bene avevamo nel cuore. A 20 anni la vita è oltre il ponte, oltre il fuoco comincia l'amore. Avevamo 20 anni e oltre il ponte che in mano nemica, vedevamo l'altra riva, la vita, tutto il bene del mondo oltre il ponte, tutto il male avevamo di fronte, tutto il bene avevamo nel cuore. A 20 anni la vita è oltre il ponte, oltre il fuoco comincia l'amore.